Siete in ascolto di Radio Cooperativa Studio di Albignasego Padova, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali, con quella libertà e diversità di prospettiva introvabile negli altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni e del contributo di coloro per i propri ascoltatori che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 049 880 90 20 o per gli sms il 345 189 1685. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni che lavorano per la pace, la giustizia e la salvaguardia dell'ambiente e che vogliono proporre e divulgare iniziative proprie e di altri gruppi. Questa radio trasmette in modulazione di frequenza stereofonica sulle seguenti frequenze locali. Per il Veneto in genere parte di Friuli Venezia Giulia 92.700, per Feltre Belluno e dintorni 97.150, per Vittorio Veneto e Conegliano 92.800, per Este e dintorni 92.650 e online in streaming sul sito www.radiocooperativa.org. La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza invece è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 235 131 Padova o con PayPal sul sito www.radiocooperativa.org. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi
nei miei. Buona mattinata da Radio Cooperativa, ben sintonizzati sui 92.700 MHz e buon lunedì a tutti gli amici in ascolto da parte di Thomas. Va in onda la trasmissione quindicinale Testi e Pretesti di Roberto Mion, con la collaborazione tecnica di Francesca, che salutiamo, ma che entrambi anche oggi non presenti assieme in studio, aspettando la tanto attesa data del 4 maggio per vedere se saremo fuori dall'emergenza sanitaria, potendo così tornare in studio a portare le proprie idee, conoscenze, testimonianze, consigli, suggerimenti e quindi trasmettere il proprio messaggio nella sua trasmissione quindicinale che anche oggi vado a supplire, impegnandomi al più possibile in base alle mie competenze e capacità, non certo eguagliabili con quelle possedute dal nostro Roberto Mion. Devo dire che trasmettere in un contesto mattutino dove si respira l'aria frizzante del nuovo giorno, ci si trova anche ad avere una fascia di ascolto più impegnativa e va a nutrire in me un'adrenalina e una particolare emozione, come se fosse sempre la prima volta che mi pongo di fronte a un microfono, e ciò richiede in me un certo impegno nel pormi alla platea che è in ascolto. Anche se conduco una trasmissione di 3 ore al mercoledì sera dal titolo Accendi la tua radio, noto che lo sforzo, impegno e dedizione per realizzare le mie trasmissioni vanno a realizzarsi in un appagamento e soddisfazione proprio in 1 ora e mezza di diretta in una trasmissione del mattino piuttosto di 3 ore serali, andando a casa veramente arricchito dall'essere qui con voi, perché si sa, la mattina ha l'oro in bocca, come dice il proverbio, il quale intende dire che è consigliabile sfruttare le ore del mattino perché esse porteranno ottimi risultati nel campo lavorativo e produttivo, e perché alla mattina, dopo aver consumato anche una buona colazione, si ha la giusta carica di energia e autonomia per trascorrere tutta la giornata. Ma i miei impegni lavorativi non mi consentono di essere presente sempre la mattina. Questo è solo un periodo passeggero, fintanto che rientrerà Roberto Mion, che comunque ringrazio di avermi fatto involontariamente provare questa esperienza. Non dimentichiamo comunque che il palinsesto di Radio Cooperativa è coperto in tutte le 24 ore con interessanti trasmissioni in diretta e con la possibilità di intervenire telefonicamente anche in orari pomeridiani e serali. Riguardo la fascia delle trasmissioni di intrattenimento, che sono importanti per le persone sole a casa che restano in nostra compagnia, e uniche nel genere delle emittenti radio presenti ad oggi in etere, la cosa è più semplice da fare, perché basta essere muniti di entusiasmo, allegria, buon umore, a volte pazienza nell'ascoltare ed essere forniti di bella musica da trasmettere, oltre ai saluti e discorsi degli amici da casa che coadiuvano la trasmissione e che alla fine danno il giusto corollario in queste trasmissioni.
In questa puntata di testi e pretesti di questa mattina, che ricordo ideata e condotta da Roberto Mion, che prende spunto in generale dalla segnalazione o dalla presentazione di testi di letteratura saggistica di varia umanità, oppure da articoli di noti commentatori e opinionisti, trovo giusto iniziarla con la scomparsa prematura di un grande pensatore, scrittore, filosofo, poeta, cultore della libertà del XXI secolo, che è Luis Sepúlveda. Questo scrittore, nelle pagine delle sue opere, ci ha trasmesso testimonianze su cosa voglia dire vivere in una dittatura, rimettendoci in prima persona, dovendo fortunatamente esiliare dalla sua terra natale, che è il Cile, per non rivederla più. Dico fortunatamente, in quanto, dopo aver subito torture, era stato condannato a scontare la pena dell'ergastolo e grazie all'intervento di Amnesty International ha potuto continuare a vivere e scrivere da uomo libero fino ai giorni nostri, fino a non essere imprigionato anche lui dalla malattia del coronavirus e, metaforicamente parlando, è sfuggito all'ergastolo una volta per le sue idee liberali, e il fato ha fatto sì che disgraziatamente per colpa della malattia a soli 70 anni non possa più scrivere e tramandarci i suoi pensieri di libertà da un mondo schiavista. E in questi tempi magari avevamo proprio il bisogno delle sue perle di saggezza per poter meditare e personalmente farci e svilupparci le nostre teorie e conclusioni personali. Il patrimonio intellettuale che ci lascia però è veramente grande e sostanzioso, e quindi possiamo accingere dai suoi scritti per farli sempre vivere al presente. Perché si sa, una penna e un foglio di carta possono davvero rendere immortale una persona. Oggi si può descrivere questo fenomeno tranquillamente anche a mezzo della filmografia. Mi viene in mente i film che ci ha lasciato in eredità collettiva Il principe della risata Antonio De Curtis, in arte Totò, o Alberto Sordi, ma già altri autori e personaggi della storia ci insegnano ciò. Venendomi in mente di menzionarvi Il Carme, i sepolcri, scritta da Ugo Foscolo, che è stato un poeta, scrittore e traduttore italiano. Egli fu uno dei più notevoli esponenti letterari italiani del periodo a cavallo fra 700 e 800, che dalla sua Zacinto, isola natia al secolo Zante, che si trova in Grecia, perché di madre greca e padre veneziano, ha soggiornato anche nella villa che oggi porta il nome del poeta, ma che è nota anche come Villa Gottardo e si trova sulla strada che dal centro abitato di Abano Terme porta alla località di Feriole. Immersa nella campagna, la dimora presenta le caratteristiche della tipica casa veneta, cinta da mura, con un porticato e un grande cortile. Questa villa è stata la dimora che ospitò ed ispirò l'ambientazione delle ultime lettere di Jacopo Ortis, celebre romanzo del poeta. E dal 1978
su uno dei pilastri del cancello d'ingresso venne posta una lapide che ricorda la presenza in loco del poeta. Brevemente, avendole tirate in ballo, vi descrivo il nesso tra i Colli Euganei e il romanzo Lettere di Jacopo Ortis, prima di giungere al Carme dei Sepolcri, in quanto ricordo questo romanzo e di averlo studiato al tempo della mia prima media alla scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme, avendo avuto come insegnante di lettere la professoressa Carla Frasson, moglie tra l'altro di Claudio Grandis, che partecipa alle interessanti trasmissioni dal titolo Italia Nostra, presenti nel palinsesto di Radio Cooperativa al martedì quindicinale dalle ore 10:15 alle ore 11:45, alternandosi di settimana in settimana alla trasmissione Ogni cosa è illuminata, condotta dalla nostra archeologa Mariangela Rutta, che salutiamo. I Colli Euganei sono l'ambientazione del primo romanzo epistolare della storia letteraria italiana, che racchiude la trasfigurazione poetica del paesaggio euganeo. Nelle ultime lettere di Jacopo Ortis, Foscolo ambientò sui Colli Euganei il ritiro del giovane Jacopo Ortis, repubblicano, che aveva appena assistito al sacrificio della sua patria ed aveva visto infrangersi i suoi ideali patriottici con il trattato di Campoformio del 17 ottobre 1797, che decretava la cessione di Venezia all'Austria. Foscolo immagina il giovane Ortis scrivere lettere all'amico Lorenzo Alderani, nelle quali parla ampiamente della vita dei contadini del posto, descrive la visita alla casa di Francesco Petrarca ad Arquà, già morto da 423 anni perché morì nel 1374, e racconta l'amore per Teresa, donna promessa a un altro uomo. Qui si svolge anche il tragico epilogo della storia con il suicidio del giovane. Il poeta ci racconta i Colli Euganei con gli umori del bosco che pervadono i sensi, la brina nelle giornate d'autunno, la quotidianità del villaggio ed il lavoro dell'uomo sulla pianura disegnata dalle coltivazioni, suggestioni che fanno da sfondo al ritiro solitario di Jacopo, il protagonista del romanzo epistolare. Per chi nutrisse desiderio di approfondire l'approccio del poeta Francesco Petrarca con la città di Padova, può trovare interessanti e succinte informazioni che lo legano al nostro territorio sul portale internet www.padovanet.it. Ritornando quindi al discorso sui sepolcri del Foscolo, per riprendere a parlare poi, dopo uno stacco musicale, di Luis Sepúlveda, richiamando l'immortalità delle sue opere che ci ha lasciato nella sua prematura scomparsa a causa del coronavirus a 70 anni di età, vi cito la parte iniziale del Carme dei Sepolcri. Carme vuol dire componimento poetico diretto ad esaltare liricamente un fatto, una persona o un costume. Questa poesia è indirizzata all'argomento della sepoltura dei nostri cari e nasce dall'editto napoleonico di Saint-Cloud, in vigore dal 1806 in Italia, che per ragioni igienico-sanitarie
vietava la sepoltura dei propri cari a ridosso delle chiese e che queste fossero eseguite al di fuori delle mura cittadine, inizialmente in fosse comuni. Come esempio della nostra realtà locale abbiamo il cimitero maggiore di Chiesa Nuova, che inaugurato nel 1882, già in costruzione dal 1837, in ottemperanza proprio di quest'editto. Siccome un suo contemporaneo dell'epoca, un contemporaneo di Ugo Foscolo, che era Giuseppe Parini, grande poeta italiano, quello del "Pera colui che per primo osò scalciare la Vergine Cuccia", che anche questa è una poesia importante sul fatto che a volte tu puoi dare tanto ad una comunità, ma basta un piccolo errore per cancellare in un momento tutti i tuoi aspetti positivi ed essere subito malvisto, quindi messo alla porta e diffamato per altre possibilità. È il caso del servitore da 4 lustri, impeccabile, della ricca donna che per aver scalciato il cane della madame in questione, in quanto lo stava azzannando, fu licenziato in tronco e messo sul lastrico, e siamo nel 1763 circa. La nostra umanità di poco è cambiata. Siccome il Parini, appunto, era morto in quell'epoca, precisamente nel 1799, e per cause sconosciute fu inumato in una fossa comune, e in più con l'avvento rafforzativo di quest'editto napoleonico in vigore dal 1806, Foscolo si pone la domanda se una persona, per essere ricordata, abbia il diritto di avere una dignità anche nella sepoltura, di riposare in una tomba di marmo confortato da un epitaffio scritto su di una lapide con dei fiori e un lumino davanti, a testimonianza che anche lui ha vissuto e ha dato alla società. E questa cosa mi fa molto essere vicino a tutte quelle famiglie delle persone morte di coronavirus, specialmente in Lombardia, che non hanno potuto né vedere né dare l'ultimo saluto alle salme dei propri cari, che sono state cremate e portate in giro per l'Italia perché i crematori della Lombardia avevano il tutto esaurito. Curiosità di famiglia. A casa dei miei nonni è appesa al muro una pergamena a memoria e ricordo del fratello della nonna di mia mamma, caduto sul fronte della guerra del 15-18 e seppellito in una fossa comune con altri 7, in località che ancora non siamo riusciti a trovare. E su di questa pergamena sono citati gli ultimi versi del Carme dei Sepolcri, che ora vi menziono. Santo e lagrimato il sangue per la patria versato. Per lo studio completo di questo Carme, comunque complesso da leggere ed interpretare, ci vorrebbe veramente un umanista in studio per affrontare tutto ciò. Io appartengo al popolo che ha desiderio di conoscere ed elevarsi dalle varie sottomissioni, e il popolo è Radio Cooperativa. Concludo questo riprendendo con il dilemma iniziale che vi dicevo prima del Carme dei Sepolcri di Ugo Foscolo, per tornare dopo lo stacco musicale
a parlarvi di Luis Sepúlveda, che è il seguente. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ovvero, il sonno della morte è forse meno triste sotto l'ombra dei cipressi, oppure dentro le tombe confortate dal pianto dei vivi? Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, dell'oscura morte al passo andare. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora, sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Ritorniamo in diretta, sempre a Radio Cooperativa. Ricordo per chi si fosse sintonizzato in questi momenti, siamo con la trasmissione Testi e Pretesti e questa non è la voce di Roberto Mion che vi sta parlando, ma quella di Thomas, che lo supplisce nella sua trasmissione quindicinale. Abbiamo iniziato a parlare della scomparsa del poeta cileno Luis Sepúlveda, estendendo il discorso a cavallo nella storia per ritornare al presente. Ora vi andrò a citare tratti della sua vita di Luis Sepúlveda, prendendo come fonte il sito biografieonline.it. Sepúlveda è uno scrittore acuto e accattivante, ma se i suoi romanzi non avessero avuto successo, ci si sarebbe comunque appassionati alla sua vita, così frastagliata, ricca di eventi, così piena di colpi di scena, da restare col fiato sospeso. Luis Sepúlveda nasce il 4 ottobre del 1949 in una camera d'albergo di Oval, nel Cile. I suoi genitori si ritrovarono lì perché messi in fuga a seguito di una denuncia, alla cui base c'erano ragioni politiche, emessa dal nonno materno, questa denuncia, nei confronti del genero. E già lì, con i rapporti tra suoceri e generi, non è cambiato molto. Così egli passa i primi anni della sua vita a Valparaíso, in compagnia del nonno paterno, l'anarchico andaluso, fuggiasco perché condannato a morte, Gerardo Sepúlveda, meglio conosciuto come Ricardo Blanco, dello zio Pepe, anch'egli anarchico, e di Salgari, Conrad e Melville, che ben presto gli trasmettono l'amore per la scrittura e per l'avventura. Questi nomi sono importanti in quanto Salgari è il padre di Sandokan, Melville è il padre di Moby Dick e la balena bianca e Conrad con il suo romanzo I duellanti. Tra i 15 e i 17 anni si iscrive alla Gioventù Comunista e diviene redattore del quotidiano Clarín. A soli 20 anni ottiene il premio Casa de las Américas con il suo primo libro di racconti, Crónicas de Pedro Nadie, e a seguire una borsa di studio per corsi di drammaturgia della durata di 5 anni presso l'Università Lomonosov di Mosca, ma resta nella capitale russa solo per 4 mesi, per atteggiamenti contrari alla morale pubblica. Diviene nota la sua relazione con la professoressa di letteratura slava e moglie del decano dell'Istituto Ricerche Marxiste. Viene infatti espulso ed è così che la sua vita errabonda, cioè senza pace e meta, prende davvero il via. Ritorna in Cile, ma ha contrasti con il padre. Viene allontanato dalla gioventù comunista e così decide di militare tra le file dell'Ejército de Liberación Nacional in Bolivia. Tornato in Cile, consegue il diploma di regista teatrale, allestisce spettacoli, scrive racconti, lavora alla radio. Diviene responsabile di una cooperativa agricola. Entra a far parte del Partito Socialista e della Guardia Personale di Salvador Allende. Sono anni felici per Sepúlveda.
I 1000 giorni del governo popolare furono duri, intensi, sofferti e felici. Dormivamo poco, vivevamo ovunque e in nessun posto. Noi sì che abbiamo avuto una gioventù e fu vitale, ribelle, anticonformista, incandescente, perché si forgiò nel lavoro volontario, nelle fredde notti di azione e propaganda. Studiavamo, leggevamo Marx e Sartre, Gramsci e Ho Chi Minh, il Che e Willy Brandt e Olof Palme. Ascoltavamo i Los Chilenos e Janis Joplin, cantavamo con Victor Jara gli Inti Illimani e i Mamas and Papas. Con il colpo di Stato del 1973, Salvador Allende, che allora era il presidente del Cile, fu ucciso, o si è ucciso? Punto di domanda, nella sede presidenziale del Palazzo de la Moneda a Santiago del Cile per via del golpe. E la dittatura del generale Pinochet inizia e Sepúlveda viene catturato, interrogato, torturato. Per 7 mesi resta chiuso in una cella della caserma di Tucapel, uno stanzino largo 50 centimetri, lungo 1,5 metri e così basso da non potersi mai alzare in piedi. Per 2 volte deve intervenire Amnesty International, che gli permette di essere scarcerato e di commutare la condanna dall'ergastolo in un esilio della durata di 8 anni. Invece di volare in Svezia, dove gli era stata promessa la cattedra di drammaturgia presso l'Università di Uppsala, Sepúlveda scappa in Brasile e poi in Paraguay, quindi a Quito, Ecuador, dove riprende a far teatro e partecipa alla spedizione dell'UNESCO dedicata allo studio dell'impatto della civiltà sugli indios Shuar. Per 7 mesi dunque vive in Amazzonia, esperienza che sarà alla base di un capolavoro, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Dopo aver ottenuto la cittadinanza nicaraguese, sono gli anni in cui entra a far parte della brigata Simón Bolívar, e aver vissuto ad Amburgo, dal 1982 al 1986 lavora con Greenpeace. Dal 1996 vive a Gijón, in Spagna, con la moglie Carmen Yáñez, i figli e il cane Zarco. Dal punto di vista letterario, Sepúlveda ha la capacità di essere lirico, essenziale e toccante, ma nei suoi scritti vi è anche fortezza, audacia, senso critico e coraggio. Crede nella parola, non ha paura di usarla, sia che si tratti di temi soffusi, poetici e intensi, sia che si tratti di denuncia, di rabbia, di speranza e di ardore. Nelle sue parole c'è l'amore per la natura. Vedi Il vecchio che leggeva i romanzi d'amore. La rabbia per l'ingiustizia. Vedi Il potere dei sogni e Cronache dal cono sud. La passione per l'avventura. Vedi Patagonia Express. E la dolcezza. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Sa essere intenso ed ironico, scurrile e lirico. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è un libro di straordinario successo mondiale che è stato trasposto in film animato
nel 1998 da Enzo Dalò. Sulla scia di uno dei titoli che l'ha reso celebre nel globo, pubblica Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico nel 2012, Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza nel 2013, Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà nel 2015, Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa nel 2018. Ha sposato in prime nozze Carmen Yáñez, che gli ha dato un figlio. Dopo aver divorziato, si è unito in matrimonio con una donna tedesca, ma anche questo matrimonio è naufragato. In seguito ha risposato Carmen, divenuta nel frattempo madre di un secondo maschio. Luis Sepúlveda e la moglie contraggono il SARS-CoV-2, cosiddetto coronavirus. È tra le prime personalità celebri ad aver contratto questo virus, che in poche settimane mette in emergenza l'intero pianeta. Ricoverato a Oviedo, dopo un periodo di coma, Sepúlveda si spegne il 16 aprile 2020. A soli 70 anni. In questo lunedì mattina, qui a Radio Cooperativa, vogliamo ricordarlo con amore, con quell'amore che lui stesso ha cantato e che lo ha unito nell'arte e nella vita a una grande poetessa, Carmen Yáñez, sua moglie. Con la poesia di Luis Sepúlveda, la più bella storia d'amore. La poesia fu pubblicata con il titolo originale La más bella historia de amor nella raccolta Poesie senza patria, edita da Wanda 2003. Si tratta della celebrazione di un amore che sembra uscito da un romanzo. Costretti all'esilio, poi separati per diversi anni e infine ricongiunti, la storia d'amore fra Luis Sepúlveda e la moglie Carmen Yáñez, poetessa cilena, è un'epopea romantica di quelle che, per l'appunto, solo i grandi poeti possono cantare. Si erano incontrati nel 1968, quando alla guida del Cile c'era ancora il socialista Salvador Allende. Carmen aveva appena 15 anni, ma le bastò arrivare ai 18 per decidere di sposare Luis con una cerimonia a Santiago del Cile. Dopo la nascita del primo figlio, un feroce colpo di Stato mise fine alla presidenza di Salvador Allende, instaurando il regime di Pinochet. Per la coppia ha inizio un periodo di clandestinità, arresti, torture e repressione. Sepúlveda lascia il Cile nel 1977, Carmen 4 anni dopo. Le loro vite si separano. Lui andò a vivere in Germania e lei in Svezia. Il destino però ogni tanto tutela i grandi sentimenti. E così i due si ritrovano nel 1996 nella Foresta Nera. Pochi giorni dopo partono per Parigi e nel 2004 a Gijón in Spagna si sposarono ancora una volta. Un amore sopravvissuto al tempo, alla più spietata politica, alla distanza e a ogni genere di barriera. Un amore che ha saputo lottare e vincere. Un amore reso possibile da uno dei suoi protagonisti, dal titolo
l'ultima nota del tuo addio. L'ultima nota del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che arrivavo al tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, fra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i dolori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol raddoppiano la fame dell'orecchio, che è la strada e la polvere la ragione dei passi, che la via più breve fra due punti è il giro che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un pezzo di Vivaldi, che i geni gentili stanno nelle bottiglie di buon vino. Una volta imparato tutto questo, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto, palpitante, scrissi la più bella storia d'amore. Ma, come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare a aver dubbi. Così, ancora una volta, facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella cadente, seppi che la mia opera era scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi. Luis Sepúlveda. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar.
paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Luis Sepúlveda, ammetto fino all'altro ieri, questo nome di averlo sentito solo in distanza, dovuto alla mia superficialità di giovane trentenne, nella mia corsa della vita per trovare una posizione lavorativa, giuntami da uno studio professionale tecnologico e quindi non umanistico. Non avendo potuto ancora cogliere appieno la meraviglia di possedere una buona e fluida cultura. E prontamente sapendo in questa mattina di avere avuto questo onere ed onore di essere in vostra compagnia con testi e pretesti, mi è venuto subito lo stimolo di documentarmi per mettermi un attimo al passo. E ovviamente aspetto le vostre telefonate per chi abbia voglia di completare quello che in buona fede avrò tralasciato nella trasmissione di Roberto Mion. Aspetto al telefono anche lui, se ci vuole telefonare più tardi. La prima cosa che ho fatto è stata quella di andare subito a guardare in streaming il suo capolavoro di animazione dal titolo La gabbianella e il gatto, che non avevo mai visto, potendo così veramente apprezzare, considerare e valorizzare le caratteristiche e peculiarità di questo scrittore umano, fin troppo umano per i tempi, ma giustamente umano per darci l'esempio di come si vive sulla terra, rispettando il prossimo e la natura. Tenendo così alimentata quella piccola e flebile fiammella che arde ancora sulla candela della speranza per un mondo migliore, che sta cominciando lentamente ad illuminare il risveglio delle nostre coscienze, per tornare a vivere nel rispetto del prossimo e con i propri diritti e doveri vivere in armonia e serenità. Questo film d'animazione è tratto dal libro Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, scritto da lui nel 1996. E la trama è la seguente. Ad Amburgo, una banda di topi di fogna, guidati dal perfido grande topo, rubano tutti i rifiuti e tutto il cibo che riescono a prendere e sono determinati a uscire dalle tubature e ad impadronirsi della città. I gatti del porto, Zorba, Colonnello, Segretario, Diderot e Pallino, sono sempre pronti a fermare i loro attacchi. Una sera i gatti del porto si intrufolano in un cantiere ed assistono a un incontro dei topi. Diderot, gatto intellettuale
che possiede un'enciclopedia, pensa di metterli fuori gioco sganciandogli addosso un carico sospeso con una gru. A causa di uno starnuto di segretario che stava tentando maldestramente di manovrare la gru premendo i pulsanti del quadro di controllo, però i topi scoprono la presenza dei gatti e li inseguono. Zorba li affronta e riesce a cavarsela, rimediando solo un morso alla zampa. Sulla strada del ritorno fanno la conoscenza di Bubulina, una gatta domestica siamese, essendo atterrati sul balcone della casa di lei, che attrae subito Zorba. Nel frattempo, al largo della costa, durante una burrasca, una motovedetta si schianta contro una petroliera, provocando uno sversamento di petrolio nel mare. La mattina seguente uno stormo di gabbiani in migrazione si ferma presso la costa di Amburgo per cibarsi di aringhe, molto vicino alla pozza di petrolio. Kenga, una giovane gabbiana con in grembo il suo primo uovo, immergendosi per prendere dei pesci, finisce bloccata nel petrolio. Con molta fatica riesce a tornare in superficie, spiccando il volo, finché, esausta, precipita nel giardino della casa di Zorba. In punto di morte Kenga decide di usare le sue ultime forze per deporre l'uovo e strappa 3 promesse a Zorba: non mangiare l'uovo, averne cura finché non si schiuderà e insegnare al nascituro a volare. Zorba, commosso, accetta senza pensare a cosa va incontro e chiede consiglio ai suoi amici. Dopo essersi informati sull'enciclopedia di Diderot, i gatti decidono di usare della benzina per pulire la gabbiana dal petrolio. Ma purtroppo, una volta ritornati sul posto, dopo essersi procurati la benzina con uno stratagemma, Kenga è già morta, dopo aver deposto l'uovo. Zorba accetta le sue responsabilità verso l'uovo e quando gli amici gli dicono che l'uovo deve essere covato per 20 giorni, inizia a rimanere sempre a casa per occuparsi dell'uovo, suscitando perplessità negli altri gatti. Purtroppo 2 topi scoprono il segreto e riportano la notizia al loro capo, che progetta di rapire il nascituro. Un giorno l'uovo si schiude e ne nasce una gabbianella che viene battezzata Fortunata, nel diminutivo Fifi, dai gatti, perché è la condizione in cui si è trovata, avendo avuto la fortuna di ritrovarsi sotto la loro protezione. La piccola Fifi si trova in una situazione difficile. Dovrà imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto, pur vivendo tra i gatti. Allo stesso tempo, al fianco degli amici felini, si trova a dover fronteggiare il pericolo dei topi. Un giorno Fortunata litiga con Pallino, un micino piccolino nipote di colonnello, che, arrabbiato, le dice per dispetto che Zorba e gli altri gatti la coccolano e la nutrono solo perché la vogliono far ingrassare per mangiarsela, essendo lei non un gatto ma un uccello. Sconvolta, Fortunata scappa
e viene rapita dai topi. Pallino, pentitosi di aver trattato male Fifì, si intrufola di nascosto nelle fogne per affrontare coraggiosamente il grande topo. Purtroppo viene catturato anch'egli dai topi, ma sul punto di essere ucciso e mangiato insieme alla gabbianella, arrivano i gatti del porto, che grazie a un astuto stratagemma sopraggiungono nascosti dentro a una grossa forma di formaggio, simulando la vicenda del cavallo di Troia studiata da Diderot sulla sua enciclopedia, e che i topi credono sia un dono per loro in segno di resa. Escono da questa forma di formaggio, sbaragliano i topi e liberano Pallino e Fifì. Fortunata è triste perché continua a pensare a ciò che le ha detto Pallino. Zorba la rassicura dicendole che, anche se è vero che normalmente i gatti mangiano gli uccelli, loro non potrebbero mai farle del male, perché le vogliono bene, tanto più perché è diversa da loro. Nonostante sia felice che lei desideri vivere come loro, il gatto riesce a farle capire che, essendo un gabbiano, Fifì deve comunque imparare a vivere come un gabbiano e a volare per essere libera. Dopo qualche tempo i gatti decidono di provare a farla volare, per onorare anche l'ultima promessa fatta da Zorba alla mamma Kenga. Consultando l'enciclopedia di Diderot, studiano e provano ogni tipo di metodo e le fanno fare tantissimi esercizi, purtroppo senza risultato, in quanto la gabbiana continua a schiantarsi al suolo. A questo punto a Zorba viene un lampo di genio. Un ottimo modo per cercare di far volare Fifì è farla saltare da un edificio molto alto. Zorba chiede quindi aiuto a Bubulina e alla sua padroncina Nina per portare Fortunata in cima al campanile di San Michele, dal quale potersi lanciare e volare. Arrivati in cima, Zorba rassicura Fifì e la spinge a superare ogni paura. L'affetto nelle parole del gatto dà a Fifì il coraggio che cercava. La gabbiana si lancia in picchiata e appena prima di toccare terra, finalmente apre le ali e riesce a levarsi in volo. Ad assistere alla scena ci sono anche il grande topo ed il suo vice. Mentre i gatti commossi la salutano, Fifì vola verso il mare e incontra uno stormo di gabbiani, trovando così il suo futuro. Sono molti i significati e i temi che si celano dietro la storia di Sepulveda. L'amicizia, innanzitutto, che va ben al di là della specie. Il coraggio, l'unico che nella vita può portarci a essere ciò che siamo destinati a diventare. L'inquinamento della peste nera, il petrolio cioè, che distrugge la vita della gabbiana Kenga e non solo, provocato dall'essere umano e dal suo modo di vivere non curante. Il punto focale di questa storia sta nel processo di integrazione, quella splendida integrazione a opera dei gatti nei confronti di un cucciolo di gabbiano. Le due specie non hanno nulla a che vedere tra loro. In natura vivono in contrasto, ma in questa storia sono amici veri. La piccola gabbianella nasce, cresce e spicca il volo solo grazie
alle amorevoli cure del gatto Zorba e dei suoi amici che, scegliendo di convivere col diverso da loro, danno vita a un circolo virtuoso che dà risultati a dir poco stupefacenti. La diversità non ha potere in questa storia. Solo l'amore è la chiave di lettura dei rapporti che si sviluppano. Il dare e ricevere continuo che si instaura tra le due specie porta la piccola fortunata a superare tutte le sue paure e a ritrovare la sua identità di gabbiano nel momento in cui finalmente vola. Zorba, dal canto suo, impara e insegna anche a noi una preziosissima lezione di vita. L'occhio di chi ama non vede nessuna differenza e l'amore nasce anche per chi non ci somiglia ed è diverso da noi. Il sentimento puro di Zorba è ciò che muove le sue azioni e che gli fa infrangere le regole del suo regno. Non è infatti possibile svelare all'essere umano la propria intelligenza in quanto gatto, ma pur di aiutare Fortunata a capire chi è Zorba, chiede aiuto al poeta per insegnare alla piccola come volare. Il volo, in questo caso, non è solo quello della gabbianella. Metaforicamente, infatti, è anche il gatto che vola, superando i propri limiti e mostrando tutto quel coraggio necessario per andare oltre anche alle prove che paiono più difficili e insuperabili. Proprio in tutti questi insegnamenti si fa palese l'attualità di questa storia che trasmette un senso di speranza e di integrazione che dovrebbero appartenere anche agli esseri umani. Dalla gabbianella dovremmo imparare a volare, lasciandoci andare e facendoci guidare dai nostri sogni e dal fatto che amare qualcuno di diverso da noi è non solo possibile, ma il più grande atto di un cuore puro. Addio grande artista, ti ho conosciuto tardi, ma grazie a Radio Cooperativa ho potuto apprezzarti e conservarti nel mio cuore. Breve ma bello questa vita mia, ma nessun rimpianto si porta via. Queste mie ali contro il cielo, niente era più bello che volar lassù, ma sono triste perché io non ci sarò con te. Tu mi cercherai e io non ci sarò per te. Che amici veri ti aiutino fino a che sarai un po' cresciuta tu.
Abbiamo appena ascoltato la canzone Il canto di Kenga con la voce di Ivana Spagna, tratta dal film d'animazione La gabbianella e il gatto del 1998, realizzato da Mario e Vittorio Cecchigori, che a parte tutto hanno permesso la realizzazione di tantissimi film che volentieri conserviamo, penso, tutti nella nostra cineteca ideale. 049 880 9020, il telefono sta già squillando, è agganciato. Mi sono dilungato oggi nei discorsi, ma penso proprio, insomma, ne valesse la pena. Pronto? Stavolta trovo libero. Passate un salutino. Ah, ciao Paola, grazie. Ciao bamboiotto. Tutto bene? Sì, guarda, mi sono messo a stirare, adesso ho smesso, adesso vado in cucina. Grazie allora, grazie dei tuoi saluti. Ma che, mamma mia, quando ti senti Padova qua e là, il cuore si apre. Bene. Bella trasmissione, certo? Grazie. Quando che posso, ascolto. Grazie. Anche se gli altri giorni, io sono sportiva, ascolto di qua, di là. Benissimo. Va bene, Grazie. ci abbiamo capito. Ciao, Grazie, saluta grazie. i tuoi genitori, Gentilissima. saluto tutti che all'ascolto. Noi siamo esseri umani e abbiamo bisogno di stare in compagnia e Vero, qualsiasi vero. mezzo di comunicazione ci aiuta ad essere in compagnia ed essere persone civili ed umane e Bravo, democratiche. ho sentito le parole, bravo, Ecco, ok? parole sante. Io la penso così. Io sono E un io cittadino anche del te. mondo, un volontario, sono una piastrina del sangue di Radio Cooperativa, ma ciò non toglie che noi siamo tutti esseri umani. Ciao. Bravo, anch'io. Passo e chiudo. Ciao. Ciao, Buona ciao, giornata. grazie. Buona giornata. Grazie alla Paola di Montebelluna. 049 880 9020. Siamo sempre a Radio Cooperativa con testi e pretesti di Roberto Mion, che oggi supplisco. Pronto? 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 Sì. Pronto Mi in volevo diretta? Sì, Thomas, sono Milena. Ah, buongiorno Milena, ciao. Ciao, senti, mi volevo complimentare. Hai narrato questo poeta in un modo divino, a dir poco divino. Non conoscevo, la storia di questo uomo, ma guarda, ha vissuto veramente una vita travagliata. Veramente travagliata. Guarda, io ho letto per esempio che non è suo, ma sempre di quei paesi che non mi ricordo perché è già tanto tempo fa, e, 100 anni di solitudine, mi sembra di Lorca, Garzia Lorca. Guarda, che sono persone che veramente hanno sofferto, hanno vissuto, hanno lottato per arrivare, proprio hanno dato col cuore, e te l'hai fatto altrettanto, l'hai narrato col cuore. Col cuore, Complimenti, bravissimo. Ho conosciuto un personaggio che non conoscevo, solo sentito ma non conoscevo. Sì, non vissuto, proprio da vicino. Tu guarda, hai fatto una ricerca, ti sei acculturato su questo, complimenti. Devo dire anche grazie a Radio Cooperativa, alla Francesca, che è la signora che mi ha dato la possibilità di essere qua oggi, e al conduttore che di solito è qua, che oggi appunto non c'è. Speriamo che finisca questa emergenza sanitaria, che torniamo tutti alla normalità. Certo, grazie Milena. Di alla signora Francesca che comunque ha fatto una scelta meravigliosa con te. Ciao, arrivederci. Buon lavoro, grazie. Poi complimenti. Grazie complimenti. Milena, grazie. Sì, abbiamo ricordato proprio oggi con amore Sepulveda, questo sentimento proprio di vivo affetto che ha un'importanza universale nello spirito di uguaglianza, ecco, che è importante proprio in questo momento, perché dobbiamo essere uniti, e questo spirito di uguaglianza ha sempre guidato Sepulveda per scrivere le sue opere e per trasmetterci il suo stato d'animo, affinché noi possiamo coglierlo e svilupparci ed accrescerci. 049 880 9020. Pronto? Ciao Thomas, sono Lana da Sacile. Ciao Anna. Grazie che ci hai fatto conoscere un personaggio veramente. Io so che a Pordenone lui ha fatto parte di Pordenone Legge un anno, mi sembra nel 2018-17, non mi ricordo bene, e le hanno dato un'onorificenza. Però sai,
tu veramente adesso ce l'hai fatto conoscere. Complimenti, Thomas. Grazie, l'abbiamo conosciuto tutti assieme, dai. Sì, Grazie. veramente certe cose l'hai fatto conoscere, hai spiegato veramente bene. Sì, siamo andati diciamo alla pancia, ecco, della gente, del discorso e delle Esatto, sue idee è e questo, opere. spiegare con semplicità che tutti possono capire. Guarda, veramente ti ho ascoltato con piacere. È lo spirito di Radio Cooperativa. Va Esatto, bene? questo senz'altro. Grazie Anna, grazie Ciao Franco. Thomas, un ciao anche Grazie. da Franco. Di nuovo buona Ciao, giornata ciao, anche a voi, ciao. buona continuazione Ciao. di questo lunedì 20 aprile 2020 da Radio Cooperativa, da testi e pretesti. 049 880 9020. Pronto? Pronto? Ciao, sono Laura. Buongiorno Laura. Ciao Thomas. Ciao. Cosa posso dire io, già che hanno detto le altre signore? Comunque, guarda Thomas, io non sono tanto istruita, non ho parole di dirti, però hai messo il tuo bagaglio che hai di esperienza, anche se sei giovane, e di sentimento. E questo ha fatto del tuo lavoro, perché deve essere stato grande per mettere Davvero non so sì, le parole, guarda. troppo gentile. Ti ringrazio. Ma sai, grazie a voi che siamo sempre una famiglia. Niente, sei ricco dentro e lo fai. Vabbè, dai, è Prima povero in neanche conto a noi. corrente, ma l'importante è essere ricchi dentro, dai. Grazie, Grazie a te. ciao. Buona Sai, giornata, ciao. Laura, un abbraccione. Di nuovo, Ciao ciao. Laura, ciao. Ringraziamo anche Laura per il suo intervento a Radio Cooperativa 049 880 9020. Siamo con la trasmissione Testi e pretesti di Roberto Mion, a supplirlo oggi Thomas. Pronto? Ciao, sono Liliana. Buongiorno Liliana, ciao. Senti, posso dire, la signora non ricordava l'autore di Cent'anni di solitudine. Sì. L'autore era Garcia Marquez, Garcia. Marquez, premio Nobel, ed era uno scrittore colombiano. E lui racconta la famosa realtà di Macondo, sì, è stato un grandissimo libro. Comunque questa della Gabbianella, il gatto, è stupenda e l'hai letta anche molto bene. Io avevo visto il film perché c'è il cartone animato sì. Che avevano dato al Festival di Venezia tanti anni fa, però credo che su Rai Play forse si trova sì. E merita essere visto perché anche i disegni sono molto belli. Io ho ascoltato che tu lo stavi già leggendo la storia. Hai raccontato anche, sì, siamo partiti dalla sua vita, dal significato perché c'è stata giorni fa, proprio dopo la sua morte, hanno ridato in Rai l'intervista che gli aveva fatto Enzo Biaggi. Deve essere meravigliosa. Circa una intervista come minimo a più di 20 anni, sicuramente. Ha più di 20 anni perché lui ha ancora i capelli scuri e poi si riferisce a certi uomini politici che oggi non sono più sulla scena, quindi lui racconta appunto di almeno 25 anni fa e fa un ricordo di Salvador Allende perché lui faceva parte della sua guardia del corpo e lui racconta di Allende che si suicida e lui dice ai suoi compagni che lo stavano accompagnando perché decide di uccidersi e di non finire nelle mani del nemico di Pinochet. Di Pinochet, magari l'avrebbe esibito come trofeo e magari l'avrebbero anche mandato in esilio, cosa che lui proprio non voleva perché una persona come lui pensava che morire
non darsi in mano al nemico fosse la soluzione migliore anche come esempio per chi l'aveva seguito. Comunque è un'intervista molto molto bella. Sì. Comunque grazie, perché La Gabbianella e il gatto è una gran storia. Grazie mille. Grazie a te Liliana, specialmente del tuo intervento fondamentale, perché sentirai la replica stanotte. Dopo io non ho i mezzi dello streaming o di caricarmi online, perché non ho neanche tutto sto tempo, insomma, ecco, ma sentirai proprio che nella biografia che ho fatto proprio questo tema ambiguo, perché ho detto è stato ucciso e dopo dico o si è ucciso, punto di domanda, perché appunto queste sono le versioni e te hai dato proprio l'altra versione, ecco, che forse è la più consona, proprio quella che mi hai riportato di Enzo Biagi. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao alla nostra Liliana, ringraziamo ancora la Liliana di avere appunto chiamato e composto lo 049 880 9020. Perché di dietro ci sono sempre i grandi poteri e le manovre. Quando una persona è affezionata al proprio paese con spirito patriottico, alla fine va sempre a dare fastidio a qualcuno. 880 9020. Pronto? Pronto, sono Graziella da Marcon. Buongiorno Graziella. No, ciao. Ciao Graziella. Ti conosco da quando eri piccolo. Ciao, grazie di tutto quello che ci hai insegnato stamattina, con tanta umanità e con tanta realtà, veramente da commuovermi. Io vi ringrazio a voi. Ho sentito la storia del gatto e la gabbianella, però non sapevo l'editore. E praticamente il scrittore. Lo scrittore Luis Sepulveda, sì, ecco, che è mancato il 16 aprile adesso. Sì, ho sentito. A 70 anni di età. Ho seguito questo problema, questa cosa, e anche con tanta dispiacere, perché sì, avevo capito che era una persona molto umana, sì, e che ha fatto tanto per il suo paese e anche insegnarci a noi. E allora ti ringrazio tanto di quello che fai per noi, della tua preparazione, e saluto anche la tua... Grazie a voi. Sì. La mia mentore Francesca, sì, ecco, sì, va bene? Ecco, Tutta Radio Cooperativa, ovviamente tutto lo staff, sì. senza fare distinzioni. Va bene. Incognita. Ciao. Tanti saluti a tutti e buona trasmissione. Buona giornata Graziella, grazie. Grazie. Buona giornata Graziella di Marcon. Sì, consiglio vivamente proprio di vedersi questo film, un po' tutti di animazioni, in particolare ne ha fatti anche altri, ma la storia del gatto, della gabbianella, del gatto che le insegnò a volare, la gabbianella e il gatto, perché veramente è un cartone animato anche per adulti, perché sono racchiusi proprio questi significati di umanità, di speranza, di integrazione, ecco, di amore per il prossimo, che io ero rimasto ai Walt Disney, i cartoni per bambini, invece i cartoni animati per adulti sono veramente consigliati da guardare anche quelli. Pronto? Sì, ciao, Antonio da Padova. Antonio da Padova, buongiorno. Da buon vecchietto è un po' un compagno di viaggio di quel periodo degli anni 70 che abbiamo vissuto insieme, quindi l'ha vissuta la situazione dei paesi latinoamericani, Argentina, Cile, le esperienze democratiche, eccetera, che sono venute nell'esilio, e mi ha colpito di questo personaggio la sua grande umanità. E dopo le vicissitudini che ha provato, la tortura, il carcere, riuscire ad essere così umano, amorevole, impegnato nel sociale, in politica, nella difesa strenua dell'ambiente, con Greenpeace che si ricordava prima tu, eccetera, no? Quindi nell'equilibrio di tutte le parti dell'universo, è una cosa eccezionale, una lezione di umanità che raramente si incontra, anche in grandissimi scrittori, più grande magari di lui come scrittore, ma con questo equilibrio a tutto tondo proprio veramente ce ne sono pochi. Sul manifesto di ieri, di domenica, l'ultima pagina online si trova, perché è libero, c'è una bella intervista al suo compagno di viaggio, Paco Ignazio Taibo II, che insieme ad altri scrittori latinoamericani, dopo i grandi Marquez, Llosa, eccetera, eccetera, hanno rappresentato il
predecessori con un genere letterario quasi secondario, che sono i polizieschi, i gialli, eccetera, ma che parlano di società, di politica, di vita quotidiana della gente comune in maniera eccezionale, che varrebbe la pena, secondo me, che ognuno di noi potesse leggerlo. E ringrazio appunto Sepulveda per questa grande lezione di umanità e di amore e di sensibilità e di battaglia che sapeva equilibrare in maniera eccezionale come nessun altro. Ti ringrazio a te Antonio, Grazie sei stato te a mandarmi il messaggio allora, l'SMS, Sì, che adesso sì, sto guardando sì, proprio adesso in questo momento. Esatto. E ti ringrazio che l'hai spiegato proprio anche in prima persona a te, allora che sei riuscito a entrare. Grazie. Grazie, ciao. Grazie Antonio. È il nostro, Grazie a te, veramente. Buona giornata Antonio da ciao, Padova allora. ciao, Ecco che ciao. porta il nome del nostro santo, ecco, va bene, che ci dia una mano a Grazie. tutti. Grazie Antonio. Che ne abbiamo bisogno. Veramente, grazie Antonio. Allora Antonio da Padova ricordava proprio che sul manifesto di ieri, ecco, ha spiegato anche chi è appunto Paolo Ignazio Taino II, che è appunto questo giornalista attivista spagnolo che risiede in Messico dal 58, in quanto appunto con la sua famiglia scappò dalla dittatura di Francisco Franco, e quindi appunto compagni di viaggio di Sepulveda, di una controinformazione, di un diritto alla rivolta e alla libertà, ecco, popolare. Questo articolo si può trovare appunto sul manifesto online, lo potete scaricare. Intervista di Paolo Ignazio Taino II su e con Sepulveda. Pronto? Pronto, ciao, sono Enrichi. Enrichi, Vi ringrazio perché Sepulveda, come chissà quanti altri, mi mancava alle letture, diciamo. Purtroppo non si può. C'ho tutto nella vita, mi ci vorrebbero 3 vite, dico sempre anch'io, per avere tutto. E come dico anche nel campo della musica, se dovessi ascoltare tutto ciò che è stato scritto solo nell'ambito della classica, non usciamo più di casa. 200 anni di vita. Allora, senti, ti ringrazio perché questo avevo sentito parlare del coso della Gabbianella, eccetera, eccetera, bellissimo. Un suggerimento e una constatazione. Suggerimento, un altro grandissimo cileno, Pablo Neruda. Sì, che diverso, assolutamente diverso, però anche lui ha dovuto alzare i tacchi e andarsene via dal Cile, perché insomma, forse meno esplicitamente, però certamente non stava dalla parte dei succubi americani che per il rame hanno fatto le famose miniere di rame da nazionalizzare. È tutto lì, perché lui aveva nazionalizzato le miniere di rame, Allende. Alla fine vengono fuori le cose, vedi? Perché ha detto, insomma, sarebbero in territorio nostro, forse chi vuol comprare il rame ce lo compra da noi, ce lo paga il giusto. Siamo andati a disturbare qualcuno di grande. C'era qualcuno che è il faro della libertà nel mondo, no? E degli aerei ciofeca che ci vuole vendere a tutti i costi. E teniamo i buoni che ne abbiamo bisogno adesso ancora. No, per carità, mi mandaria fuori a cacci nel vabbè, ho capito tutto. Piuttosto moro de fame, piuttosto ho capito il tuo spirito. Ho capito il tuo spirito. Ecco, siamo in un tema un po' piccante adesso. Ti chiedo... No, ma per dire una constatazione, che gli eroi li ha avuti sia quelli da una parte che quelli dall'altra. Ma mentre gli eroi di una parte muoiono per un dittatore o per una non meglio identificata patria, perché appena ti allontani di 200-300 mila chilometri ste patrie non le vedi più. Mentre ci sono degli eroi che muoiono per la gente. Per il popolo, per la gente si sacrifica. E con questo io concludo. Grazie Enrico, ricordatevi di Neruda. Devo chiudere la trasmissione, grazie. Sì. Grazie, dico sì, teniamoci buoni nel senso sì, ma giustamente facendosi valere i nostri diritti, perché come da sempre i beati costruttori di pace, da quando si nascono ci sono le marce per la pace ad Aviano, a Sigonella, alla caserma Eder, insomma per il disarmo nucleare, insomma dobbiamo convivere, cerchiamo di convivere bene, dopo l'economia si sa è al di sopra di tutto. L'ultima telefonata perché devo assolutamente chiudere, 880 90 20. Pronto? Sì, buongiorno. Oh, Luigi il Toscano. Buongiorno, senta, io gli ho da fare 2 domande. La prima,
è possibile avere la speranza senza l'ideologia? E la seconda domanda è vero che la gabbianella muore per l'inquinamento, ma alla fine del racconto i gatti continuano ancora a mangiare gli uccelli? Io la saluto e buongiorno. Ecco, grazie Luigi. È con questo dilemma di Luigi che veramente l'ideologia si potrà veramente superare e vivere in un contesto libero, appunto, senza essere fossilizzati qualche volta su dei concetti che portano al fanatismo. Devono essere proprio delle cose scontate, avere dei rapporti di umanità, e l'umanità deve prendere tutti i colori. E anche la poesia di Sepulveda, l'ultima nota del tuo addio, però posso sempre dire anche che a volte i contrasti, a volte i rapporti un po' bruschi, un po' sanguigni, le incomprensioni, ecco, lui da questa poesia ho potuto scorgere questo, insomma, servono proprio anche a svilupparsi interiormente, ecco, per accrescere in noi, avere lo stimolo giusto di non mollare mai, e quindi di avere la speranza. La speranza quindi è innata dentro di noi e non deve avere ideologie, ecco, come mi viene il passo appunto quando lui dice che è la strada e la polvere la ragione dei passi. Qualche volta abbiamo bisogno anche proprio di mangiare polvere, o dobbiamo ringraziare il nostro nemico perché è proprio lui che ci dà la forza di elevarci e di farcela. Ad esempio mi viene in mente il cantautore Zucchero Fornaciari, che non ha mai avuto un buon rapporto con la moglie, addirittura gli sparò dietro una volta un colpo di proiettile, di pistola, non so se lo prese anche di striscio, però questo gli stimolò in lui una voglia di fargli vedere chi è, cosa porta dentro il suo cuore, di sviluppare e scrivere questi testi, queste canzoni d'amore, e per chi piace questo genere musicale meravigliose, andatevi anche a ascoltare qualche canzone, come ad esempio la canzone dedicata al terremoto dell'Emilia. Nel mio paese vedo falciare il grano, ecco, le botte prese non me le hanno rese mai, sentitela adesso, il titolo esatto, Il suono della domenica, si chiama Il suono della domenica. Bene, ringraziando tutte le persone che sono state in ascolto di Radio Cooperativa in questo lunedì 20 aprile 2020, supplendo la trasmissione Testi e Pretesti di Roberto Mion, concludendo la trasmissione, e ringrazio tutte le persone che sono intervenute, quelle che avrebbero potuto ancora intervenire, ma il tempo è il nostro tiranno. La trasmissione di 1 ora e mezza è bellissima, ma bisogna anche concluderla, e quindi concludendo la trasmissione segnalo anche, per chi ne ha la possibilità, di avere sotto mano il Mattino di Padova di venerdì 17 aprile a pagina 40, nella sezione Cultura e Società si può trovare un interessante articolo descrizione riassuntivo e completo sul grande autore trattato in questa puntata, che è Luis Sepúlveda, oltre appunto all'intervista di Paolo Ignacio Taino II sul manifesto che ci ha suggerito Antonio da Padova. Sempre si parla di Luis Sepúlveda, ritornando all'articolo del Mattino di Padova, pagina 40, Luis Sepúlveda è visto appunto come una persona, come lo richiama il titolo dell'articolo di Niccolò Menniti Ippolito, che è stata la voce degli oppressi, oltre che ad aver amato in particolare il nostro paese, avendo già in programma un viaggio in Italia per questa primavera, se non gli fosse accaduto l'irreparabile, ovviamente, a parte la situazione generale che stiamo vivendo, perché non si va da nessuna parte. Aspettiamo il 4 maggio anche per vedere se Mion potrà tornare con scampato pericolo. Questa testimonianza, ecco, oltre si può trovare anche sempre nell'articolo del giornalista Menniti Ippoliti, nel pezzo dove dice che Luis Sepúlveda lo raccontava volentieri questo amore per gli italiani, e lo faceva nel suo italiano lento, con qualche parola spagnola, ma estremamente efficace nel tenere desta l'attenzione per i suoi lunghi racconti, perché ha sta cadenza spagnola, no?
La curiosità finale è proprio che la voce del poeta, personaggio del film di animazione La Gabbianella e il gatto, è proprio la sua di Luis Sepúlveda, che ha doppiato il cartone, che appunto ha la caratteristica influenza e cadenza spagnola, mentre quella del gatto Zorba è di Carlo Verdone. Vi lascio con questa frase celebre di Luis Sepúlveda, che la interpreto un po' sul suo senso della vita e che faccio anche mio. E se è tutto un sogno, che importa? Mi piace e voglio continuare a sognare. Buona giornata ancora a tutti da Thomas e buona continuazione di ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Dove credi di andare se tutti i tuoi pensieri restano qui? Come pensi di amare se ormai non trovi amore dentro di te? Con tante navi che partono, nessuna ti porterà lontano da te. Il mondo, sai, non ti aiuterà, ognuno al mondo è solo come te e me. Dove credi di andare se il tempo che è passato non passerà mai? Povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare. Il mondo non è più grande di questa città. La gente si annoia ogni sera come da noi. Dove credi di andare se ormai non c'è più amore dentro di te? Tante navi che partono, nessuna ti porterà lontano da te. Il mondo, sai, non ti aiuterà, ognuno al mondo è solo come te e me. Dove credi di andare se il tempo che è passato non passerà mai? Povere le tue notti se tu le spenderai per dimenticare. Il mondo non è più grande di questa città. La gente si annoia ogni sera come da noi. Dove credi di andare se ormai non c'è più amore dentro di te?